Ok, buongiorno a tutti, benvenuti nel terzo episodio della serie con Venezia, in cui ricordo il nostro obiettivo è diventare la fazione più ricca mai vista sulla faccia della terra. Eravamo rimasti all'assedio contro i veneziani. Loro hanno 570 uomini e noi 1244. Sinceramente loro fanno cagare. Dovremmo essere in grado di annientarli. Il problema è che io ho tutte unità da corpo a corpo, poche unità da tiro, quindi proverei a farla così. Clear victory. Infatti, ransom. Niente, hanno rifiutato il riscatto e sono morti purtroppo. Amen. Qui abbiamo... Voi posso anche togliervi, non vi servite. Qui abbiamo quindi ristabilito la pace a Creta, abbiamo le nostre navi che sono addirittura d'arrivo e abbiamo... cosa è successo? Sono siciliani? Scappate, pezzi di merda. Vi spacco, Dio Cristo. Perché le relazioni sono peggiorate con lo stato della chiesa? Sono stati i siciliani ad attaccarmi, non io. Io mi sto solo difendendo. Sto papa del cacchio. Verrà anche il tuo turno, brutto vecchio. Allora, sì, eravamo rimasti in queste selezioni qui in cui Napoli era quasi in rivolta. Io volevo ovviamente avanzare e conquistare la Sicilia, ma se non voglio perdere Napoli mi conviene restare qui. Forti questi. Bene, passiamo il turno. Vediamo un po' come siamo presi a costruzioni prima. Strade. Sto guardando la città, strade anche qui. A Venezia bisognerebbe costruire qualcos'altro. Ah, mi ero quasi dimenticato del mio diplomatico lì in fondo. Ok. Ecco qui dei siciliani che avanzano. Io attaccherei i siciliani da questo lato. Il problema è questo esercito nemico qui, perché mi hanno dichiarato guerra a tradimento. La Sicilia si è unita alla crociata, noi siamo i più forti. Ok, qui ho un altro generale, molto bene. Ballista. Questa sarebbe una cosa utile perché mi permette di assediare subito le città. Ok. Siamo sempre più industriosi. Guardate qua, guarda quanti edifici che vengono costruiti. Vorrei ripetere. No, beh, erano tutti riparati, quelli a dire il vero. Sicilia e Egitto, vabbè, ma perché hanno dichiarato la crociata? Vorrei ripetere che è tutto in difficoltà massima qui, cioè non ci sono trucchi e non sto ricaricando salvataggi o cose del genere. Qui la difficoltà è massima. È una bella città questa, è una bella ricca Napoli. 1700. Ok, adesso che a Napoli forse le cose si sono tranquillizzate, vediamo di continuare l'attacco di là. I Mori si sono spostati in centro, non si sa bene che cavolo stiano facendo. Desert Hodges. I miei mercanti, meglio lasciarli belli tranquilli. Il Papa è mio. Sarebbe bello se il Papa attaccasse questo esercito di rivoltosi, così annienterei i due nemici, cioè si annienterebbero a vicenda. Allora, oh, ecco qui, un diplomatico egiziano. Bene, bene, bene. Abbiamo fatto un buon accordo anche con gli egiziani. Cerchiamo i turchi. Ok. Chissà cosa stanno aspettando questi bizantini qui. Bene. Cacciamo questa gentaglia dalla mia terra. E dopo riportiamo. Dopo voglio riportare le navi qui ad Eraclion per riuscire a ripararle, insomma, quello che quel poco che si sono rotte contro sti balordi. 7 fiorini. 7 fiorini. Farei un mercante ma non ho i soldi. Oh, anche qui posso fare delle miniere. Bene, Firenze diventerà una città ricchissima allora. Ok, cosa vuoi?
Sì, probabilmente me l'acquisisce perché è il mercante più scarso che ho. Esatto. Allora, vediamo di risolvere la situazione. 63%, proviamo. Perfetto. Napoli di nuovo in rivolta, strano. Allora, Spagna e Ungheria si sono uniti alla crociata. Mamma, il mercante che è stato assorbito. Guardate, abbiamo un sacco di soldi, Family tragedy. Mi è morto qualcuno. Allora, voglio queste qui. Del mercato qui, voglio più soldi. A Napoli non c'è modo. Non c'è un modo per... Ok, parecchi sono. Non posso più attaccarli, quindi comunque devo ritornare a Napoli di nuovo. Ah, pazienza ragazzi, portiamo pazienza. Yes, my lord. Oh, ora posso riparare queste navi. Al massimo avrà fatto il prossimo turno se non si può. Lord. Orders. Your will. Yes. Cominciamo ad assemblare un altro esercito. No, imboscata. Capitan Semelino. Feudal Knights. Io lo combatterei anche questa. Così posso liberare... Uno, faccio livellare il mio generale, poi libero le strade dai ribelli e aumento le mie entrate, perché è sempre quello l'importante. Non ho soldi neanche per riparare le unità. Adesso vediamo. Devastazione 78. Devo riuscire a capire dove sono i ribelli. Anche questo esercito qui bisognerebbe tenere d'occhio. Vabbè. Questo turno è andato. Vediamo se il nostro... Oh, eccoli lì, i turchi, li ho schivati. Passiamo il turno. Non hanno tanti uomini lì siciliani, si potrebbe... Vediamo se riescono a darci le mob information. Vabbè, come not interested? Cioè, sono venuti, mi hanno chiesto i diritti commerciali, generosa offerta, rifiutate per un'altra roba. Poi gliel'ho chiesti aggiungendoci le informazioni geografiche e me le hanno rifiutate. Allora, questa è una spia siciliana, Jacopo Lanfranchini. Mettiamo delle truppe qui, in modo da poter difendere la città. Ok, in pratica i siciliani hanno tutto il loro esercito qua. Non voglio attaccare i crociati, uno perché sono forti, cioè è un esercito bello grande, due perché hanno anche gli altri vicino. Ok, quindi i bizantini mi hanno ufficialmente dichiarato 3-2. Glorious triumph. Full sails. Quindi adesso questi qui sono i miei nemici e questo esercito è comunque bloccato qui. È un problema quella città perché sto spendendo molti soldi per l'esercito che resta lì e non riesco a muovermi. Ok, adesso da queste parti della mappa dovrei aver parlato con tutti. Non saprei se scusatemi, sto leggendo un attimo i tratti di questo diplomatico. Non saprei se tenere il diplomatico qui per fare accordi con i mongoli, ma ho paura che sbuchino di qua i mongoli e non qua giù. Oppure se spedirlo di qua. Sì, dai, spediamolo di qua. Anzi, forse lui ci mette meno a girare di qua nel deserto e mi conviene di più farmi un diplomatico qui, se si può. Sì, posso. Prossimo turno però.
Appena riusciremo ad avere abbastanza soldi per mettere insieme un buon esercito, attaccheremo anche Bologna. Beh, questo è quanto. Ah, anche i Mori mi hanno dichiarato guerra ora. No, ma la gente mi dichiara guerra così, cioè. Come bere un bicchiere d'acqua per loro. Mi dichiarano guerra e è meglio che io vada a leggermi lì l'avviso, ma non mi arriva una bella notifica. Guarda qua, mi hanno bloccato il porto. Cazzo, è anche il porto di Venezia però. Sono in perdita. Io ho una flotta forte, però non posso dividerla, appunto perché sennò mi inculano nelle battaglie navali. Però servirebbe divisa, forse devo fare un'altra flotta per riuscire a tenere sia il Mediterraneo, sia l'Adriatico, il Tirreno che Creta. Creta sta diventando molto dispendiosa come postazione, sinceramente. Your orders, noble one. God will see justice served in our battles. Non riesco a sbloccare la situazione qui. È quello il problema. Adesso dovrei guadagnare bene questo turno. Il punto è che devo sbloccare la situazione sia a Creta, perché appunto ho degli soldati fermi lì che non stanno facendo niente, che giù in Sicilia. E poi se si potesse anche qui, ma per ora non ho i soldi per farlo qui, ma... Non riesco proprio a capire come potrei fare, sono troppi e non mi attaccano però. Però sono troppi per essere battuti, quindi o faccio tornare la mia flotta... No. O faccio tornare la mia flotta e sposto l'esercito da Napoli alla Sicilia con le navi, che non sarebbe una brutta idea. Oppure devo aspettare. Dov'è l'esercito dei Mori? È scomparso. Bene. Orders. Yes. Dovrei riallenare i balestrieri. Orders. Orders. Così dovrei abbassare i costi, dividendo l'esercito. Speriamo che però non mi attacchino. Sempre i bizantini, magari vogliono fare pace. Anche se dubito sinceramente. Ah no, invece sì, vabbè, io lo accetto, tanto non me ne faccio niente. Vedi Generous, voglio un pagamento. Voglio un pagamento di 2000. Balanced, no, ok. Allora facciamo, voglio essere sicuro che me lo accettino, facciamo 1000. Ce li hanno i soldi però. Generous. Perfetto, abbiamo preso un po' di soldi. Anche loro, come i Mori, un'ottima mossa strategica. Anche se mi riattaccheranno probabilmente fra poco, però intanto 1000 fiorini li abbiamo presi così. Ottimo. Qui sì, devo potenziare le difese, Dio, ma non saprei proprio come fare. Non so se valga la pena difendere questa città. Mi fa guadagnare solo 440 ogni turno, ma ho bloccati qui parecchi uomini. Beh, allora facciamo così, adesso qui faccio un sacco di soldati e poi attacco gli bizantini e contrattacco. E vediamo di attaccare direttamente Costantinopoli. Facciamo così. Costruiamo una torre. Ecco qua. Probabilmente i crociati sono nascosti qui. Quindi ho paura che andando lì mi tenderebbero un'imboscata. Però comunque voglio provare. Magari si sono imbarcati e stanno andando davvero a Gerusalemme. Ok. Facciamo il porto qui. Qualcosa per l'ordine pubblico a Milano. Un bordello. Qui sono sempre tutti fermi. E qui si sta costruendo
il fabbro per le armature. Sono le 4:40. Un cardinale è morto. Effettivamente non ho cardinali io. An honor to serve. With Attacchiamo. God's blessing and yours, we march to battle. Perfetto. A most honorable victory, my noble lord. God will be with us, men. To battle! Non dovrebbe essere un problema, poi è una battaglia bella grande, quindi ci sta a farla. Dovrei riuscire a batterli anche se hanno tanta cavalleria, però io ho molte picche e poi loro sono completamente senza balestrieri e arcieri, io invece ne ho 4 unità, che è buona. Boh, iniziamo questa battaglia. We attack! E distruggiamo i veneziani. Allora, io voglio... Guarda, siamo anche nei boschi, quindi non hanno speranza di battere la milizia con la cavalleria nei boschi. Units, await my orders. Creiamo subito i gruppi. Perfetto. Tutti nascosti. Perché le milizie hanno un bonus nei boschi e contro anche la cavalleria, quindi cioè proprio dovremo riuscire a batterli facilmente. Questi balestrieri, ragazzi, sono fortissimi, sono davvero forti. Non riesco a vedere le statistiche perché sono coperti dal pulsante di inizio. Start battle. Vediamo come si muovono. Probabilmente attaccheranno loro addirittura. Aspettiamo che si avvicinino e vediamo un po' cosa succede. Appena saranno attivi i miei balestrieri inizieranno a sparare, poi farò avanzare la milizia e cercherò di respingerli. Quello a cui devo stare attento è la loro cavalleria, che non mi accerchi. Ok, bene. Bene, 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 abbiamo già iniziato a sparare. Ok, si stanno avvicinando, un'ultima scarica. Correte, veloci, 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 veloci. No, cazzarola. Mi hanno preso gli arcieri. Voi qui. Voi, porca vacca, spostatevi qua. Spostiamo pure la nostra cavalleria sul fianco. Cazzarola, sto prendendo moltissimi soldati qui. Questa cavalleria qui è fortissima. No, 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 no. Non in mezzo. Voi correte. Voi qua. Guardate, guardate come si ritirano già. L'esercito siciliano annientato. Sì, 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 via. Press onward and break the spirit of his army. Continuate a inseguire. Praise the Almighty. Our enemy has lost his stomach to fight. We must Battaglia push vinta. our advantage. Scappati tutti. Ok,
Basta arcieri, non sparate più. Voi qui riassestatevi e con la cavalleria bisogna inseguire i nemici. Adesso il lavoro da fare è solo un lavoro di inseguimento. E dovremmo anche farlo abbastanza facilmente, anche se non è proprio la cavalleria più adatta per inseguire i nemici che fuggono, però mi pare che la musica sia alta, o sbaglio? No. Sound, music. Mi pare proprio che sia alta. Allora, bravi, catturate questi che sono i prigionieri che valgono di più, dato che dopo dobbiamo venderli tutti. Ci vorrebbe della cavalleria leggera. La cavalleria leggera è fortissima per inseguire i nemici, perché proprio è velocissima, Anche gli arcieri a cavallo, se gli disabiliti il fuoco automatico, sono fortissimi, perché sono molto veloci. Guardate come si inseguono i nemici. Voi inseguite questi che voglio prenderli tutti perché valgono parecchio, sperando che non siano già... No, dovremmo fare in tempo. Ok. No, però così la musica è troppo bassa. Ecco qui. Anche questi dovrebbero valere un po'. Diciamo che non sono più dei contadini che non valgono niente, quindi... Ok. Mancano solo questi e ho catturato ben 665 prigionieri. Spero che abbiano un riscatto. Perfetto. Diciamo che è stata una vittoria abbastanza semplice. 999 li ho uccisi. $2.904 di riscatto. Speriamo che lo paghino. Incrociamo le dita. Ovviamente non l'hanno pagato. Ergo, esercito siciliano annientato. Noble lord, we will engage them honorably, my lord. Yes, lord. Command me. Ok, mandiamo delle truppe di rinforzo. Anzi, sarei tentato di mandargli delle baliste, ma poi non arriverebbero più. Reclutiamo un po' di uomini. Ok, adesso qui ragazzi, cioè, neutrali, ma hanno portato qui un esercito molto grande. Per fortuna sono tutti arcieri a cavallo, quindi farebbero fatica comunque a entrare. Questi sono siciliani. Bene. Spostiamo la flotta qui perché voglio fare ancora pressione sui siciliani per conquistare finalmente tutta l'Italia. Ecco qui l'esercito siciliano. Non dovrebbero essere in grado di attaccarci. È giunto il momento di fare qualche chiesa, perché ne ho davvero poche e non va bene. Cioè è importante sia per l'ordine pubblico, ma soprattutto per i rapporti con il Papa. Passiamo il turno. Ok, chi mi sta bloccando la porta? Sacro Romano Impero, vediamo se si sfare, ovviamente non vogliono saperne. Cosa sono questi?
We will not surrender these waters easily. Your Majesty. Yes, Lord. Yes. With honor. We shall Sono continue at siciliani first ovviamente light. che ci stanno bloccando God il will be porto, with ma us, man. Yes, my lord. la nostra nave dovrebbe arrivare Yes, fra my lord. poco Plotting e course now, my lord. liberare Prepare to board and engage. tutti i porti veneziani dal nemico. Ah, questa cavalleria. Questa cavalleria da dove si può reclutare? Perché io non ho... in questa città non posso neanche farmi la milizia più forte, però posso farmi la cavalleria. Non capisco la logica. Devo andarmi a informare. Passiamo al turno. Oh, ecco la spia siciliana. Verrà uccisa? O riuscirà a infiltrarsi? Ceasefire. No, non dovevo accettarli, dovevo chiedergli i soldi. Scusatemi. Ho fatto una cosa senza pensarci. Ok, missione fallita. Ah, cazzo, mi è morto. You have been reconciled. An honor to serve. We will engage them honorably, my lord. Make campmen. È morto il doge, vabbè, non importa. Ah, è lui il doge adesso. Adesso posso migliorare le armature di tutti qui dentro. Adesso il mio doge è qui, ma qui sto cominciando ad avere un esercito abbastanza forte, ma smetterei di fare... milizia da corpo a corpo, devo reclutare qualche arciere lì. Qui facciamo delle strade. Andiamo su qui a Firenze. Sì dai, facciamo... tanto per migliorare un po' l'ordine pubblico. Anzi... sì, Iraclion è importante, ma... diciamo che non ho proprio tanti soldi questo giro, il prossimo turno dovrei avere abbastanza soldi. Ok, la Francia mi ha dichiarato guerra anche. È importante leggere questi bollettini diplomatici, diciamo, perché adesso so che sono in guerra con i francesi anche. Ok. No, cosa voglio vedere? Io voglio vedere la diplomazia. Sono in guerra con parecchie persone, però. Meglio tenere un buon esercito qui, a difesa. Passiamo al turno. Ecco qua i bizantini che mi attaccano come sospettavo. Se pensano di fare breccia facilmente nelle mie mura. Avranno vita breve. Allora. Rodi. Vogliono che prenda questo insediamento. Ma che missioni del cazzo mi danno? 2500 fiorini, questo è bello. Parecchi uomini qui dentro. Se loro hanno tutta cavalleria, beh, io aspetto che mi attacchino loro, quindi a meno che non sia proprio costretto a meno che io non sia costretto a, nel senso che o li attacco o vengo preso per fame, io non attacco perché voglio che mi entrino con la cavalleria nella città, così li posso annientare. Ho una flotta fortissima. Questi qui sono abbastanza. Sono parecchi questi. Forse è meglio fare qualche uomo in più. È ben difeso questo. È molto ben difeso. Beh, li prenderò per fame allora, tanto il loro esercito, l'altro loro esercito è qui, è distante, non hanno nessuno per poterli soccorrere, quindi li prenderò per fame. Speriamo che Napoli non cada più che altro, perché i Mori... No, ma sono in pace io con i Mori. No, non sono in guerra con i Mori. Scusate, beh, faccio qualche unità in più giusto per...
giusto per sicurezza. Andiamo queste cose per potenziare le armature e passiamo il turno. Ecco qua i francesi. Oh, eccoli qui che mi attaccano. Ora, non vorrei azzardare niente, ma secondo me vinceremo abbastanza facilmente. Però facciamola, dai. Un attimo solo che voglio vedere da quanto. 30 minuti, dai, sì. Anzi, facciamo così. Questa puntata la finiamo qui e nella prossima difendiamo Creta dai bizantini. Ciao ciao ragazzi.